Buon pomeriggio gentili signore e signori e benvenuti al Cesare's Corner. Cesare, ben arrivato. Buonasera, buonasera a tutti. Torni, se non sbaglio, da un lungo peregrinare fra Milano, Torino e dove? Ma insomma Torino in modo particolare. Perché? Esatto, per la Torino Art Week, quindi diciamo che avevo solo un giorno a disposizione, quindi ho cercato di fare più cose possibili. Tra queste Artissima, che è l'argomento caldo che tutti si aspettano. Allora, è in programma un articolo che ho scritto su Artein che verrà pubblicato come si può dire, nell'online nel giro di 1 o 2 giorni. E è stato un articolo dove, siccome avevo già recensito Artissima dell'anno scorso, Miart, Bologna, Padova, Verona e altre, ho detto sono stanco di scrivere sempre lo stesso pezzo, dire cosa va di più, cosa portano, qual è il trend, se ci sono cambiamenti eccetera. Ho detto perché non provare a partire dai social? Allora ho detto ci sono ormai chi va in fiera, vanno col cellulare, tutti fanno foto e diciamo che una fetta non così piccola sono giovani che magari vanno più per dimostrare che ci sono stati che non per comprare, per chiedere, interessarsi. Allora ho detto ma perché non si può partire dai social e dalle foto dalle opere più fotografate per tracciare un andamento della fiera? E allora partendo da quello ho individuato alcune caratteristiche che sono quelle che fanno sì che un'opera venga più vista, fotografata rispetto a un'altra. Ecco, mettendo subito in chiaro che non significa che l'opera con più foto sia quella che vale di più, è quella che ha più capacità di attrarre lo spettatore. E è stato interessante vedere, io sono andato sabato, quindi quasi alla fine, e sabato sera ho visto che quasi tutte quelle con più foto erano anche state già vendute, quindi alla fine questo non conta poco. E allora ho detto quali sono queste caratteristiche che portano un'opera ad essere più vista di un'altra? Sicuramente ad esempio la luce, tutto ciò che era il neon ha attratto, quindi il neon è da sempre, siamo organismi viventi che vivono anche di luce e siamo chiaramente attratti da questa presenza. Una seconda cosa che attrae sempre è la misura, quando si trovano cose di una banalità incredibile, però alte come il soffitto, per forza di cose sono facilmente, attraggono subito i like. Una terza cosa può essere il movimento, quindi tutto ciò che si muove attrae di più di tutto ciò che invece è statico. E quindi ecco che dalle opere ce n'era una che è stata molto fotografata, era una specie di corda circolare che girava con delle parrucche e si muoveva, quindi questo tipo di opere qua, opere che andavano verso il criterio della dimensione, set di pentole alte fino al soffitto, pagnotte di pane che si estendevano per metri e metri tutte dipinte, cose di questo tipo. Un elemento, forse il più interessante, che ho visto che attrae molto chi è più preparato e anche chi meno, sono le scritte, la parola, perché anche laddove ci sia un'opera particolarmente concettuale, difficile, eccetera, il fatto che ci sia una scritta fornisce quell'appiglio a chi magari di quell'opera non è in grado di comprendere niente e quindi si crea quell'identificazione secondo cui se comprendo cosa dice la scritta, comprendo anche l'opera. E invece spesso la scritta è solo una piccola parte di tutto il contenuto dell'opera. Però ecco che quando si mettono insieme più fattori, il neon e le scritte, esce fuori ad esempio l'opera di Kossuth che è stata la più fotografata in assoluto. Un'opera grande che si muove anche, esce fuori un'altra opera molto fotografata. E tutto ciò che era scritte, ho visto, oltre ad essere stato tanto venduto, è stato tanto fotografato. Quindi credo che da qui alle prossime fiere utilizzare questo criterio possa, mi fornisca una nuova chiave di analisi di una fiera, perché poi andando invece sull'aspetto più normale, più classico, cosa c'era in questo tipo di fiera? Artissima è la fiera dove c'è più ricerca in assoluto. Quest'anno più ancora dell'anno scorso ho visto tantissime gallerie straniere che chiaramente spingono i loro artisti, quindi non mi è successo di vedere la galleria brasiliana di Dubai con gli artisti italiani, francesi o americani. Ognuno chiaramente spinge il proprio. All'interno di questo però ho visto intanto fasce di prezzo molto accessibili, quindi ho visto tante opere sotto i 2-3 mila euro che quindi
fanno sì che ci sia questo accesso quasi a chiunque di quelli che vanno a vedere poi la fiera. E poi il fatto che invece all'interno dei nomi più storicizzati, laddove l'anno scorso c'era più optical, cinetico, Certo. e un ritorno, un revival, l'ennesimo revival della pittura analitica, quindi queste due tendenze, quest'anno era più l'insegna dell'arte povera. Quindi tante gallerie più solide hanno detto, anziché correre rischi, Certo. andiamo su Pennone, Calzolari, Paolini, eccetera, e quindi hanno fatto anche delle cose molto molto belle, perché anche laddove c'erano artisti già noti, la qualità delle opere in mostra erano veramente altissime. Di nuovo, come l'anno scorso, si è confermata la fotografia un bel campo. Devo dire che alcuni mi hanno stupito, tra questi Mazzoleni, che ha fatto il solo show di una fotografa, Melissa McGill molto molto in gamba, quindi dimostra che anche gallerie molto solide, quando sono sul pezzo, sono in grado di fare la buona ricerca, e soprattutto che questo non compromette l'esito di una fiera, perché tante gallerie solide dicono: ma se io porto solo un giovane emergente, poi non vendo niente. Questa è la dimostrazione che se uno ci crede, punta tutto su quello, poi i risultati arrivano, e più gallerie secondo me dovrebbero spingere verso questo tipo di ricerca. Allora, credo che abbiamo anche qualche video. Allora, di Artissima no, perché subito dopo ho visto anche Paratissima, che è diciamo la parte collaterale di fiera, dove ci sono gli emergenti, e siccome c'era gran poco da vedere ho preferito non fare video per evitare di scaldare troppo gli animi. Ecco, il post che avevo fatto su Paratissima è stato abbastanza duro, perché volevo mettere in chiaro il mio disgusto più grande verso questo tipo di esibizione. Diciamo, Paratissima è composta quest'anno almeno da oltre 200 artisti che andavano lì pagando, esponevano dove? In uno spazio che non saprei neanche come descrivere. Erano 4 piani dove però le prime cose a cui si aveva accesso non erano gli stand, erano le boutique, quindi già questo mette in chiaro come prima si debba vendere bigiotteria e poi ci sono i quadri, quindi già questo proprio non ci siamo. E poi che all'interno di una stanza di 20 metri quadri ci siano 15 artisti insieme, con opere in quintupla fila che sembrano delle bancarelle. Ecco, quindi come allestimento, curatela è il nulla assoluto. Tanto che poi subito, come si può dire, nello spazio centrale di giardino, erano tutti là con la birra, il vin brûlé, l'aperitivo, quindi ho capito che tanta gente paesana è andata per quello, sembrava un Oktoberfest con gli stand e i quadri, quindi proprio imbarazzante la cosa. E siccome l'ho fatto presente dicendo proprio, siccome c'era un'unica opera all'ingresso dove c'era questo spazio che era un razzo, con questo razzo dipinto con un disegno un po' alla Tiepolo, ho detto, ecco, l'unico peccato è che questo razzo non si è esploso, perché non avrebbe fatto alcun danno. E allora subito in privato, non in pubblico, tutti in privato, mi hanno scritto un bel po' di persone, tra l'altro tutti artisti che hanno esposto, dicendomi: non hai capito niente, è meglio che vai a fare altro, tutti gli attacchi, ma ci stavano, lo capivo benissimo. Però ho fatto presente a tutti come non sia un pensiero mio questo. Io prima di espormi e dire determinate cose, prima chiedo. Io sono alle fiere un gran rompipalle, vado dai galleristi e gli dico: allora come sta andando la fiera? Che cosa tira? Cosa fa? E lo chiedo a tanta gente, quindi quando poi scrivo e dico questa cosa non va bene, è il pensiero mio e di un bel gruppo di persone che la pensa come me, però poi sui social al massimo dice: carino, bellino, si poteva fare di più, per evitare critiche. Io... Siccome, ecco, hai fatto bene, non ti curare delle, anzi, delle affermazioni. Secondo me c'era bisogno di farlo presente. Assolutamente. Poi l'artista che paga è un dilettante. Questo è un assioma sul quale io non intendo discutere. L'artista bravo non ha bisogno di pagare, credo. Tu hai mai visto un artista serio, importante, il cui lavoro è apprezzato, che vada pagando? No. E alcune risposte che mi sono arrivate... È una pessima consuetudine che dovrebbero essere per primi gli artisti a cominciare a combattere, invece sono i primi
che aiutano a far proliferare. Questo sì, ho e fatto questo è il presente problema. che poi gran parte di quello che non va è dovuto a questo tipo di atteggiamento, al seguire questo gregge, e tutti in nome di una visibilità che dubito sia arrivata, perché No, è si impossibile. andava lì per bere il vin brûlé, allora in nome di questa presunta visibilità si accetta di esporre le opere all'altezza del pavimento, sopra il bagno e sopra di fianco all'estintore. Allora io ho detto, siccome tanti mi hanno detto ma ci vogliono soldi per fare le mostre, ci vogliono soldi Non per è esporre, vero. io ho detto ho visto mostre create con un budget nullo, molto più dignitosi di quello che ho visto lì. Assolutamente. Quindi se uno si informa c'è veramente tanto di più che si può fare con molte meno risorse, questo andrebbe preso in considerazione. E comunque sobrietà e buon gusto non si acquisiscono al supermercato, come No, l'intelligenza. no. Come l'intelligenza. Ecco, poi oltre a questi, quindi alla parte fiere, sono riuscito a trovare il tempo per vedere la Gamma di Torino, dove ho visto Galleria d'Arte Moderna, Moderna, dove ho visto la collezione permanente che avevo già visto, eccetera, però di qualità incredibile. Abbiamo il video che mando dopo, e la mostra personale di Paolo Icaro, un'antologica molto ben fatta, perché Paolo Icaro tra l'altro è stato invitato poi in un talk ad Artissima proprio sabato, quindi è stato, diciamo, l'uomo della fiera, certo, questa edizione, un po' come era stato al MIRT quest'anno Pistoletto, che l'hanno chiamato eccetera. Quest'anno è stato Paolo Icaro, e devo dire che la mostra di cui abbiamo il video che è stata fatta è molto interessante. Uno, perché ecco, intorno a questa figura c'è tanto movimento a livello proprio di mercato ultimamente, quindi è un artista in vista, che ha messo insieme un'antologica, in questo caso si parla di più di 40 anni di storia, certo, un artista che ha un linguaggio che è molto figlio dell'arte povera, nel senso di come usa il materiale, però la sua cifra, che diciamo l'ha portato ad avere quel che di innovativo, quel che di veramente internazionale come respiro, è il concetto di spazio. Lui nelle sue opere non si relaziona mai allo spazio nel senso di ambiente altro, non è la scultura che deve trovare il suo spazio in mezzo a una sala, ma è lo spazio dell'artista, quindi l'opera dialoga con le misure del corpo dell'uomo e poi con l'ambiente esterno, quindi ha tutto un altro modo di rapportarsi. E c'erano molte opere davvero intriganti, ad esempio una serie di opere che è nata, lui lo racconta in questo breve cataloghino che c'era, quando lui di notte aveva questa finestra aperta, la luna che con il suo fascio di luce entrava nella stanza e c'era un secchio pieno di gesso. Lui quasi sempre quando usa il bianco usa il gesso, e questa luce è andata proprio ad appoggiarsi sul gesso, illuminandone alcuni anfratti. Da lì è nato un ciclo di opere che sono delle presenze scultoree che vengono realizzate con una sorta di lamiera metallica che viene, come si può dire, messa a spirale, quindi sembra proprio un secchio, un recipiente, certo. E questo gesso, che però non è steso piatto, è un gesso che sta solo sul bordo e sembra un incavo, molto stile Anish Kapoor come entra dentro, certo. E sarebbe in pratica l'idea di concentrare la forza centrifuga in una specie di spirale che sembra muoversi, quindi c'è questo gioco di un elemento fermo che però richiama un insieme di forze che stanno agendo, forze che in quel momento non agiscono, sono solo richiamate dalla forma, ma l'idea sarebbe proprio quella di dire, anche se un oggetto è fermo, continuamente agiscono su di lui delle forze che non si vedono, certo. La forza di gravità, la resistenza del suolo, eccetera. E quindi il suo compito è mettere in luce queste forze che altrimenti restano invisibili. Certo. E devo dire che poi anche in un'altra opera molto molto bella, che si chiama Il Soffio, lui ha preso questa sorta di gesso, questo disco, l'ha steso, e dopo al centro c'è un piccolo cerchio dove proprio c'è la forma di un soffio. Quindi quando quel soffio, come dire, sull'acqua crea quell'increspatura, certo. Che poi si apre, lui l'ha ricreato sulla creta. È quest'idea sempre di uno spazio fermato che però sta per estendersi, è lo spazio umano di un soffio, certo. Quindi è molto molto bello. Chiedo alla regia di mandare in onda il video della mostra di Icaro.
Servizio Cesare, cos'altro ha occupato la tua settimana lavorativa? Allora, sicuramente subito dopo ho visto un'altra mostra che è quella di Man Ray a camera, di cui ho preferito non fare il video più che altro perché era quasi tutta incentrata sul nudo. Allora ho detto, onde evitare censure, qualsiasi cosa, è una mostra molto valida che consiglio di vedere, che analizza tutte le donne importanti di Man Ray, sia le donne fotografate, sia le donne che poi sono diventate a loro volta fotografe e hanno fotografato Man Ray. Quindi c'è questo gioco di scambi molto interessante. Poi, sempre alla GAM, dicevo, la collezione permanente con tutta la parte, diciamo, collezione Cerruti, che è una cosa incredibile, incredibile, perché si andava da opere come avevo fatto vedere nel post il Tancredi a proposito di Venezia, che è proprio il titolo della mia tesi, e è una delle opere più belle in assoluto che abbia mai fatto Tancredi, esposta lì, quindi quella è micidiale. Oltre a quello però c'era tutto, qualsiasi cosa, da Andy Warhol, Burri, Fontana, Manzoni, qualsiasi cosa, fino anche ai primi del Novecento, quindi una sfilza di Casorati, De Pisis, Morandi, quindi cose veramente incredibili. E ecco, mi è piaciuto vedere che l'opera più apprezzata, perché deve essere stata fatta una sorta di voto, di sondaggio sull'opera che più piace ai torinesi, ed è stata scelta un'opera di Casorati. Quindi è stato... Gioca in casa, Quello sicuramente, però è stato interessante vedere questo, cioè, mi sarei aspettato tutt'altro per le opere che c'erano, invece è una bella risposta questa, è una gran bella risposta. Sì, ma credo che il campanile conti anche, perché avessimo fatta la stessa ricerca a Bologna avrebbe vinto Morandi, a Roma probabilmente avrebbe vinto De Chirico, a Firenze avrebbe vinto Rosai. In ogni caso tu sai la venerazione che io porto a Casorati. C'erano delle grandissime opere, un altro che mi è piaciuto molto per la quantità di opere era Arturo Martini, che lì aveva aveva alcune opere del ciclo delle grandi terrecotte del 29-32, dove lui è il più grande scultore del mondo, detto da Brancusi non qualcun altro, ad altri. No, perché si sente dire qualcun altro. No, e Arturo Martini. La pensi come me allora? All'unanimità tra il 29 e il 32 Arturo Martini siamo d'accordo. Li faceva a pezzi tutti quanti. Siamo d'accordo. E lì ci sono alcune delle grandi terrecotte splendide, veramente incredibili, e quindi chiedo alla regia di mandare anche questo video perché è speciale. Ecco, rientriamo in studio. Adesso ti chiedo, no? Siamo nelle ore, nell'imminenza dell'inaugurazione di una mostra che fa già discutere molto, quella a Livorno di Amedeo Modigliani. Un giovane della tua età, come vede la figura di Modigliani? Io sostengo che la vita di alcuni artisti
abbia accentuato la percezione che noi abbiamo delle loro opere. Sì. E Modigliani a mio avviso rientra fra questi, sia nella È scultura un po' sopravvalutato che nella pittura, anche se ha dei disegni che a me piacciono molto. Nella scultura ovviamente ha un debito con Brancusi enorme. Però è interessante perché sono passati 100 anni dalla sua scomparsa. Sì. I giovani della tua generazione come vedono questo artista che scompare lontano dalla sua Italia, questo artista di origini ebree a soli 35 anni, che tra l'altro si era anche comportato non bene con le donne, ha avuto un figlio illegittimo che poi si è fatto sacerdote. Come viene visto Modigliani e il lavoro di Modigliani da un giovane della tua età? Allora, io ti dico, preferisco molto di più, come abbiamo detto, proprio come qualità e tutto, il lavoro di Brancusi. È un mio debole da un bel po' di tempo e tra i due a me piace troppo di più. Hai detto giustamente il debito dal punto di vista della scultura, perché poche volte viene fatto notare o non con il giusto peso. Invece bisogna dire che nel periodo in cui Modigliani, diciamo, abbandona la scultura per la malattia polmonare, non gli permette più di fare scultura, aveva ancora tante idee, aveva ancora tanto da dare. Colui che in quel momento è nel suo picco massimo è stato Brancusi, quindi tante idee sono state riprese da Brancusi, fatte proprie e amplificate. Quindi si può dire che il Modigliani scultoreo che non è riuscito ad andare oltre a determinati gusti si possa rivedere in Brancusi, però filtrato dal suo gusto. Quindi c'è un debito enorme. Sicuramente io credo che sia in parte sopravvalutato, questo per il mito, per le tante storie, dal discorso dei falsi che ha fatto parlare in maniera incredibile, discorso che ora sta tornando fresco per questo tipo di mostra, perché appena un collezionista o un visitatore rimane scottato, dopo è chiaro che quando va a un tipo di mostra come questo va da lì credendo di essere preso in giro, dicendo ci saranno i falsi anche questa volta, saranno buoni, cosa vedo, che sicurezze ho. Non posso sicuramente dire io quelli sono buoni o no, è chiaro questo, dal momento che i migliori critici hanno compiuto degli errori, come è sempre stato, nessuno è perfetto, anche a livello di critica si possono prendere delle cantonate, tutti le hanno prese, sicuramente, però io farei una mostra di Modigliani non per accrescere ancora di più il mito che c'è, nemmeno per distruggere il mito che c'è, ma per fare chiarezza su quello che si dice di Modigliani, sul mettere qualche puntino sulle i e far vedere i giusti debiti che ha nei confronti. Quindi più che una mostra su Modigliani e basta, io farei una mostra su Modigliani e tutti quelli che sono stati ispirati e hanno ispirato il maestro. Credo sia molto più stimolante per chi ha ancora un po' le idee confuse su quanto sia suo e quanto non sia suo. Ecco, nella storia dell'arte, da Cellini a Caravaggio, passando per Van Gogh, lo stesso Modigliani, la vita conta, ma per alcuni sembra invece non contare. Ieri sera presentavo un lavoro di Crippa e mi sono detto, ma com'è che Crippa, che ha una vita romanzesca, leggendaria, questa passione per il volo, la stima di Lucio Fontana, perché la biografia vale per Modigliani e non vale per esempio per Crippa? Allora, diciamo che nel periodo in cui c'erano questi artisti qua avevamo una concorrenza estera dagli americani eccetera molto forte e soprattutto fatta in maniera molto più solida. Noi abbiamo avuto il problema di avere quasi troppi artisti bravi. Esatto. Invece quando ce ne sono pochi e bravi è facile portarli su un piedistallo, quando ne hai troppi tra cui scegliere avvengono quegli errori dovuti a fortuna, conoscenze giuste, trovarsi nel posto giusto al momento giusto, e tanti hanno subito questa ingiustizia, perché a tutti gli effetti è un'ingiustizia. E si può dire che Crippa, come dicevo, Tancredi, come tanti altri, rispetto a, come si può dire, la controparte americana, tedesca e inglese, non costano neanche una briciola, valgono alla pari, non hanno nulla da togliere. Ora ti faccio una domanda un po' così di costume, no? Ma anche una curiosità. Ci avviciniamo al Natale, sotto l'albero c'è un bel pacco. Se ti fosse data la possibilità di scegliere tra
essere il curatore del padiglione Italia della prossima Biennale di Venezia, pubblicare per un'importante casa editrice una monografia su Tancredi, o dirigere un museo, però a quel punto mi dovresti dire anche quale. Quale di queste tre cose preferiresti trovare sotto l'albero? Su Tancredi, ma questo subito, ti fa onore. Subito. Allora, il discorso Padiglione Italia sarebbe molto bello, diciamo che ora ci sarebbero dei precedenti un po' duri, nel senso che per come sta andando negli ultimi anni il Padiglione Italia c'è sempre più da dire in senso negativo che positivo, quindi inserirsi in quella scia non credo giovi a nessuno, ora come ora. Sarebbe un po' difficile e diciamo che non è la mia prerogativa, la mia aspettativa futura. Però io futura. sono convinto che arriverai un giorno. Se ci sarà bene, diciamo che non farò carte false per essere lì sicuramente. Ah, questo lo so. Scrivere un libro, no scusa, l'altra era scrivere il libro dirigere il museo. Un museo, eventualmente quale? Quale museo ti piacerebbe? Il museo sarebbe molto molto bello. Ora come ora, a me è sempre piaciuto da morire il Centre Pompidou di Parigi. Sono innamorato perso anche della struttura di Renzo Piano, di tutto il complesso, quindi quello è sempre stato il mio sogno. Però ecco, scrivere su Tancredi sarebbe la prima cosa. Sarebbe proprio la cosa più bella in assoluto. Sai che qualcuno sostiene che tu sia innamorato di Tancredi almeno quanto io sono innamorato di Rosai. Non lo so. Una bella sfida, non lo perché so, ti posso io dire la che Rosaite... più di una volta l'ho sognato di notte. Ah beh, ma io sognato... ti dico, me lo sono visto in sala operatoria, quindi... Ho sognato delle scene bellissime, no, perché capisco quando, cioè, non posso dire che lo comprendo, posso dire che ne ho avuto un piccolo assaggio di quello che tu avrai avuto in maniera molto più intensa. Che quando ci dedichi mesi e non ti fermi ai quadri, non ti fermi ma inizi a leggere le lettere, inizi a leggere i diari, inizi a guardare le foto, i pensieri, allora lì subentra un'autoidentificazione. Cioè, esatto, ti immedesimi in un modo di pensare che poi io sento tanto vicino per il fatto che era a Venezia, vedo tutti i giorni quel luogo, respiro quel tipo di atmosfera, quindi mi esce più facile che non con un artista magari di 200 anni fa a Parigi, perché non provo quel tipo di esperienza. Però su un artista che, ecco, dice avevo lo studio in questo posto e andavo a fare colazione lì e io poi vado in quel posto, faccio colazione lì e cerco di ripercorrere quei passi, ha tutta un'altra cosa. E tu ricorda sempre che è grande lo studioso che riesce a far conoscere e a far affermare definitivamente un autore e non il critico, lo studioso che vive di luce riflessa, del grande artista universalmente celebrato. Io sono convinto che su Tancredi ci sia ancora molto da dire, molto da fare. C'è tanto da dire, diciamo che su quasi ogni artista c'è tantissimo da dire, specie perché su tanti viene detto molto, buona parte sbagliato e quindi bisogna ridire meno, però solo il giusto, quello sicuramente. Su Tancredi, ti dicevo, c'è questo problema incredibile che il catalogo generale ha dei buchi enormi, quindi ci sarebbe da fare un riaggiornamento e almeno triplicare quello che c'è, perché io mi sono trovato nella condizione di analizzare non poche opere che non erano pubblicate da nessuna parte, certo, cioè per un pezzo della tesi addirittura. Ecco, poi posso togliermi un sassolino dalla scarpa, che ci tenevo e mi è venuto in mente adesso, che fare una tesi su Tancredi a Venezia significa avere i bastoni fra le ruote da tante persone che non vogliono che si faccia luce, a partire da professori, certo, enti, musei, figure che non vogliono che si dicano molte cose che invece andrebbero dette e che poi esercitano non tanto una censura, ma ti costringono a esercitare un'autocensura, perché tu dici ma veramente me la sento di dire queste cose quando so che poi mi si ritorce contro, e ti mettono nelle condizioni di non dire tante cose. Per dirti, cercavo un catalogo conservato al Guggenheim, che era lì, ce ne sono 3 copie nel mondo, uno al Guggenheim, uno al MoMA e uno alla Tate. Ho dovuto farlo arrivare dalla Tate, perché quello che era il Guggenheim non me l'hanno voluto dare. Pazzesco. Cioè, per dirti, sono delle cose imbarazzanti che io dico, ma come si fa? Ma se volete che veramente si faccia luce, perché se avete del materiale non lo mettete a disposizione? Ho dovuto chiedere alla Tate per averlo. Pazzesco. Impressionante. E con questa notizia che certamente produce in me ancora più inquietudine per quanto riguarda il sistema
Arte Italico. Io saluto il mio grande amico Cesare Orler, do l'appuntamento a lui naturalmente e a voi per quella che è la sua trasmissione, l'unica vera di divulgazione del tutto svincolata dal palinsesto commerciale Orler, ogni venerdì alle ore 17. Venerdì prossimo no, perché mi laureo, quindi... venerdì prossimo no. Allora salto quello dopo, dai. Sai che farò uno sciopero di mezz'ora, non posso iniziare ormai più un venerdì senza di te. Tanti auguri, in bocca al lupo per la laurea. Allora, rivedremo Cesare fra 2 settimane e chiunque voglia festeggiarlo, insomma, venerdì prossimo dove? Ca' Foscari? A Venezia, esatto, poi sabato ci sarà una festicciola. Ecco, bene. Poi è stato bello perché ho scelto di non fare la festa di laurea classica, ho detto mi circondo di gruppo di Arteina, artisti, ho chiamato, è un po' più un caffè dell'arte che non una festa di laurea. Allora, squilla il telefono, accadrà come è sempre accaduto ogni venerdì. Cesare rimane ancora qui per qualche minuto, chiunque voglia fare domande, parlare con lui, scambiare opinioni, chiami pure con tranquillità lo 041 63 12 40, ripeto 041 63 12 40 e Cesare Orler sarà ben lieto di rispondere a chiunque. Noi chiamiamo la sigla e che abbia inizio la trasmissione di seguito. Prego. Buona serata.